Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 15 ottobre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina il titolo principale riguarda una inchiesta su televisione e sanità. Inchiesta che il Gazzettino definisce shock. Sospeso il patron di Rete Veneta e Antenna 3, con l'accusa di minacciare un direttore generale di una ULSS veneta per imporre scelte e favori. Ma l'altro articolo principale in prima sul Gazzettino riguarda l'elezione del veronese Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera dei Deputati. Fontana eletto alla Camera, restano le tensioni, così recita il titolo, che poi viene illustrato in questo modo dal Gazzettino. Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera al quarto scrutinio con 222 voti. L'ex ministro della famiglia veronese, vice segretario della Lega, nel suo discorso di insediamento ha rivolto il primo saluto al Papa. Poi ha sottolineato che la grandezza dell'Italia è la diversità. Nel centrodestra restano alte le tensioni, segnalate anche dai 14 voti mancanti nella elezione di Fontana. I 14 voti mancanti per Fontana? Qualcuno si sarà sbagliato a votare, ha detto da parte sua Giorgia Meloni, la Premier in pectore. E sembrerebbe che i voti mancanti sarebbero targati Lega. E ancora, per quanto riguarda la sintesi della giornata politica di ieri, Silvio Berlusconi, dopo la giornataccia dell'altro ieri, è ancora in modalità attacco e non gli dispiace far vedere gli appunti di fuoco scritti di suo pugno l'altro giorno in Senato, in cui attacca aspramente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Ma andiamo avanti dopo queste notizie di carattere generale per arrivare alle pagine che il Gazzettino dedica alla provincia di Belluno e che vedono come titolo principale quello dedicato alla università, con la possibilità di aprire a Belluno un corso di informatica in accordo con la Università di Verona. Palazzo Bembo potrà diventare cittadella degli studi e accanto alla LUISS e all'ITS potrebbe ospitare un'altra facoltà. Ma in evidenza, in prima pagina sul Gazzettino di Belluno, anche la crisi del lavoro. La provincia perde altri 2.500 posti. Primato negativo in regione, disoccupati arrivati a quota 12.000. E questo tema viene affrontato anche nelle prime pagine del Gazzettino di Belluno. Addio a 2.500 posti, 12.000 disoccupati. L'osservatorio della regione indica Belluno come l'unica provincia veneta con un saldo negativo degli occupati nei primi 9 mesi dell'anno. A rimanere a casa soprattutto italiani di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Il paradosso, la domanda è aumentata nei settori di occhialeria e turismo. E di fronte a queste problematiche relative alla disoccupazione, la cronaca di un'azienda che va bene e, scrive il Gazzettino, non frena più. Si tratta della Telios di Longarone, avanti a velocità doppia della media del mercato. Nata nel 2017, entro l'anno avrà 1.000 dipendenti a Longarone, acquisita Metallart, l'amministratore delegato Zanardo, la sede resterà ad Aurozzo. Oggi e domani gli stabilimenti della Telios saranno aperti per le visite di cittadinanza e curiosi. E poi la pagina dedicata all'approfondimento del titolo riguardo al possibile nuovo corso universitario con sede a Belluno. Gli industriali lavorano all'attivazione dei corsi di informatica. L'avvio potrebbe avvenire già per il prossimo anno accademico. Berton, la presidente degli industriali bellunesi: abbiamo da subito creduto in questo progetto. Primo incontro con gli imprenditori per reperire fondi, perché l'operazione si concretizzerà solo se ci sarà anche una della parte privata.
Questa laurea è uno straordinario lasciapassare per il mondo del lavoro. Questa è una delle motivazioni che portano a cercare di concretizzare questo progetto. Unioni in Cadore, niente imposizioni. Si è svolto ieri nel palazzo della magnifica comunità di Pieve di Cadore un incontro a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Calzavara. Comuni piccoli e belli è diventato difficile dare servizi, ma non obblighiamo nessuno. Questa è la posizione dell'assessore regionale rispetto alla prospettiva della unione dei comuni. De Bettin, leader del DBA Group, attualmente si tratta di un'area con 20 amministratori delegati che vanno per conto proprio. Il riferimento è al Cadore e ai tanti comuni che lo compongono. In sala i primi cittadini presenti si sono detti indisponibili alle fusioni. Non è vero che le cose stanno andando bene, serve volontà di cambiamento. Come si sente, ci sono posizioni diverse rispetto a quello che può essere il futuro migliore da un punto di vista amministrativo per il territorio. E manteniamoci in area politico-amministrativa. Il ministro D'Incà saluta. Ha incontrato ieri a Trechiana i cittadini, i concittadini. Con Franco parlavo in dialetto. Il riferimento di D'Incà in questo caso è all'altro ministro bellunese, anch'egli con origini di Trechiana, che componeva il governo presieduto da Draghi. Il ministro D'Incà ha raccontato gli aneddoti dei suoi anni in Parlamento e al governo. Confcommercio incontra il senatore De Carlo. C'è piena sintonia sulle priorità. Doglioni, che guida la Confcommercio di Belluno, c'è la volontà di concretezza e di mettere in cantiere proposte fattibili. Ed eccoci a Feltre e più in particolare a Villa Paiera, nella zona industriale. Decolla Clivet 800. Ora serviranno le infrastrutture. Posata la prima pietra del nuovo stabilimento a Villa Paiera, per il quale si prevedono 300 assunzioni, 60 milioni di investimenti. Avvio nel 2024. Un secolo di alpini, riflettori accesi sui gruppi a Feltre. Bimbi oncologici, il reparto di Feltre si attrezza a limitare i trasferimenti verso Padova. Questo l'obiettivo. E poi la cronaca dal Cadore, dal territorio di Auronzo, di una nuova tragedia in montagna. Inciampa sulla Cengia e vola nel vuoto. La tragedia sulle tre cime delle Dolomiti, che riguarda un alpinista altoatesino di 57 anni che stava rientrando dalla cima ovest. Sotto la vetta ha perso l'equilibrio precipitando per 300 metri e è finito in una fessura a fianco della Torre Comici. Complicato il recupero della salma. Giovani volontari d'estate premiati dai sindaci di Ponte nelle Alpi e Soverzene. Si tratta della conclusione annuale del progetto AAA Offrisi, che ha coinvolto 20 ragazzi che hanno ricevuto 50 euro e crediti formativi a riconoscimento dell'impegno messo a disposizione della comunità. L'inno di Libera affidato all'arcobaleno. Domani il festival. Il testo sarà scritto da Lodovico Saccol, autore del brano dedicato al Papa Luciani in occasione della beatificazione, e poi cantato dal coro arcobaleno di Limana. Ad Alverà di Cortina la vittima sbagliò manovra. Il consulente della difesa addossa a Carla Catturani, la vittima, la responsabilità della sua morte. Su quel ponte non salì mai, confermata invece l'eccezionale portata detritica della frana. Quella burrasca spazzò via tutto, quasi ancora di salvezza. Nuova strada, addio doppia corsia, tutti in fila indiana a Cortina. Ma dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi,
che che inizia le pagine riservate alla nostra provincia con la notizia di una possibile laurea triennale in informatica a Belluno con sede a Palazzo Bembe. Confindustria e Università e Regione alleate per concretizzare questo progetto che potrebbe attivarsi già dal 2023-2024 e formerebbe professionalità carenti e molto richieste dalle aziende. Anche il sindaco di Belluno, De Pellegrin, ci crede, ma il progetto, sottolinea, deve essere sostenibile. E poi una cronaca che viene dalla Telios, sito che produce 10.000 occhiali al giorno, dal disegno alla prototipazione, dalla lavorazione del materiale all'assemblaggio, alla scoperta della fabbrica che racconta i segreti del savoir-faire ai visitatori. A Longarone il nostro cuore, da qui non ci spostiamo. L'amministratore delegato Alessandro Zanardo, soddisfatto per i risultati dell'azienda: vogliamo valorizzare il territorio e la sua gente, facendo crescere le professionalità. E torniamo alla città di Belluno. Strade e marciapiedi dissestati, comune travolto dalle cause. Una donna in via Caffi, un automobilista incappa in una buca a Nogaret, Palazzo Rosso cambia la polizza dell'assicurazione per essere più tutelato. Il vice sindaco Gamba: serve buonsenso, impensabile essere ovunque con i lavori. Aperto il parcheggio davanti alle elementari in via Alpago Novello a Belluno e c'è anche una foto del nuovo parcheggio davanti alle scuole di Quartier Cadore. Nevegal: rivisto tutto il bando, il canone era troppo elevato. Roccon, assessore di Belluno: il lavoro è quasi ultimato, documenti a Vicenza per dicembre. La società spera nella proroga del contributo regionale per le ERTE, ma sarà dura. Aiuti alle famiglie con il bando affitti, domande aperte al comune di Belluno. Può partecipare solo chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro per canoni del 2021. Sicurezza sul lavoro, assemblee e proteste. Mobilitazione nazionale di CGIL, CISL e UIL a partire da lunedì. Serve una strategia unitaria per ridurre gli infortuni. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Clivet: 60 milioni di investimento, scommessa da leader nel residenziale. Ieri c'è stata la posa della prima pietra per il nuovo stabilimento. Presenti i vertici Midea. La produzione partirà nel gennaio 2024 con una stima annuale di 300.000 pompe di calore. Negli ultimi 6 anni il fatturato dell'azienda è più che raddoppiato, con altri 200 lavoratori. Berton, la presidente degli industriali bellunesi: un'eccellenza mondiale ancorata al proprio territorio. Il riferimento è sempre alla Clivet. La sindaca di Feltre Fusaro: questo momento significa tanto lavoro in più. Pronto il terminal per i bus, resta da realizzare la pensilina a Feltre nel piazzale della stazione ferroviaria. Manca solo il collaudo, poi Dolomiti Bus potrà trasferirci arrivi e partenze. La copertura tocca al comune che sta rivedendo il progetto a causa dei costi. Entrata e uscita da scuola più sicure per gli alunni grazie all'arredo urbano a Feltre. Niente gas e bollette ridotte. Casa autonoma con il 110%. A Feltre un'abitazione è stata riqualificata ottenendo la quasi totale indipendenza energetica. I proprietari: quest'anno affronteremo l'inverno senza avere l'ansia del caro energia. E ancora da Feltre: domani alle 10 i riconoscimenti della famiglia feltrina che assegnerà i premi Beato Bernardino e Feltre e Lavoro. Il primo all'associazione TIL, tutti insieme lavoriamo per il territorio, il secondo alla IMOCO.
i consigli sui social e l'impegno per la CC. D'Inca, il ministro, si racconta davanti ai paesani di Trichiana. Nella serata ha ripercorso la sua esperienza. Alle prime serate ci trovavamo in 4, poi il boom. Lavoratori in scadenza e frenata. Costan, lo stabilimento di Limana, e sindacati a confronto. Tra 2 settimane un incontro sulle prospettive per i 300 a termine. L'azienda ha assicurato sul trasferimento di una linea in Francia. Messa in sicurezza della frana dei Paradisi, sì al secondo stralcio in comune di Ponte nelle Alpi. Progetto approvato dalla provincia, appalto a inizio 2023. Verranno installati tiranti per dare stabilità al versante. L'emergenza bostrico e il futuro del bosco. Gli esperti terranno un confronto a Tambre nel centro sociale. A Mares nasce Tenebrina, la mela croccante e gustosa, scoperta da un appassionato. Adriano Dal Ponte ha inventato la varietà, inventato, la parola è scritta naturalmente tra virgolette, utilizzando gli innesti per migliorare il suo meleto. Ed eccoci a Rivamonte, copertura del tennis e piscina. Ecco i progetti con i fondi. L'area sportiva per associazioni e scuole sarà dotata di un tetto fotovoltaico. Il contributo restante andrà all'ampliamento dell'impianto natatorio di Agordo. In Zoldo, Federa ha confermato alla guida dei volontari della Croce Verde. Cortina, cooperativa in campo contro il caro vita, buoni ai dipendenti per 550 euro di spesa. Un altro tassello nel programma di welfare aziendale. La direttrice del Zanna, cifra importante, siamo in tanti. E andranno avanti le altre iniziative, tra cui formazione e supporto psicologico. L'Opera di Parma, che gestisce l'Istituto Pio XII di Misurina, mette i paletti, mai un albergo. Il presidente Arduini fa chiarezza, ipotesi simili sono solo fantasie, al lavoro per dare al centro un futuro legato alla cura all'asma. Frana di Alverà a Cortina, il perito, la Catturani, la vittima, non poteva essere travolta sulla strada. Per il consulente della difesa lo smottamento avrebbe alzato argini tali da bloccare il traffico, contestazioni a raffica in aula. Ospitalità diffusa a Costa, in comune di San Nicolò Comelico, si farà con i fondi di Confine. Fusione tra comuni in Cadore. La regione spinge. L'assessore Calzavara tra poco andrà in consiglio un piano di riordino territoriale. Unirsi comporterà dei vantaggi. I dati dicono che qui oggi i comuni faticano a erogare servizi ad alti standard. La reazione dei sindaci? Al massimo uniamo i servizi. Pieve di Cadore, Università Anziani Adulti, aperti i corsi 2022-2023. Inciampa e precipita, morto un alpinista all'incidente sulla ovest delle Tre Cime di Lavaredo. La vittima è Martin Burgman, 56enne di San Candido, volontario del soccorso altoatesino. Era con 4 amici. Siamo tornati, scusate, ecco, domenica la festa per la Smontagnada. Chies e le sue montagne entra nel vivo. Festa in piazza e poi cucina e musica al campo sportivo. In settimana 2 appuntamenti, sabato la messa in quota. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.